L'unico metodo è arginare il problema perché alla luce di quanto accade in tutta Europa è impossibile risolverlo. Questo è il concetto base da cui parte il sindaco Onsel affrontando il tema dell'accattonaggio in città. L'ultimo intervento che è stato fatto dall'amministrazione è stato sulle strade al semaforo di via Leonardo da Vinci. L'accattonaggio di per sé non è un reato per la legge italiana, lì dove, come è successo alcuni giorni fa, dove c'erano alcuni che si fermavano in mezzo alla strada o fermavano le macchine, lì immediatamente è stato segnalato e siamo intervenuti immediatamente. Controlli continui sono stati garantiti dal sindaco in prima persona nelle strutture dismesse come l'ex caserma Piave o il frigorifero affinché non siano luoghi fissi di dimora per le persone fortemente disagiate e la sola arma in possesso di amministrazione e forze dell'ordine al momento è consegnare il foglio di via se non sono in possesso dei requisiti per rimanere a Udine. Ma il sindaco Onsel ha in mente anche di parlare direttamente con il console del paese europeo, probabilmente la Romania, anche se il sindaco non lo dichiara, da cui provengono maggiormente queste persone. Il foglio di via lo danno le forze dell'ordine, che poi questo sia reso esecutivo. L'esecutività spetta un po' a tutte le forze dell'ordine, noi facciamo il nostro servizio, io parlerò anche, so che alcuni insomma, sono cittadini di un particolare Stato, quindi parlerò anche con il sindaco, con il console di quello Stato e quindi diciamo, vedremo se possiamo fare dei programmi in qualche modo di rientro. E non è convinto Onsel del patto di sicurezza metropolitana e di alcuni sindaci veneti proprio per la consegna dei fogli di via. Noi già interveniamo, appunto il fatto stesso che il Veneto abbia un problema molto più grave del nostro sta ad indicare che forse nemmeno queste azioni poi alla fine servono particolarmente, perché certamente questi fenomeni nel Veneto sono molto più marcati che qui a Udine.